04:14 Alice De Longhi davanti a Irene D'Oro e Chiara D'Arnese ai 100 metri di questa terza serie femminile. Lo ricordiamo che dopo questa prova ci sarà la seconda serie, poi la prima con le protagoniste in vasca e poi le 3 premiazioni relative ai 400 stile libero femminili. Quindi al termine della serie più veloce senior andremo in scena con il cerimoniale protocollare, premiazioni nell'ordine ragazzi, junior e seniores di questa specialità. Passeremo poi al settore maschile con 6 serie ragazzi, 4 serie junior e le 2 serie senior maschi che finiranno, diciamo così, col botto con i grandi nomi del nuoto azzurro in vasca a Montebelluna. Intanto la situazione in 200 metri vede ancora Alice De Longhi in testa, 2:12:04 per l'atleta targata Nottoli Nuoto 74, Chiara D'Arnese 2:14:09, Irene D'Oro 2:14:16. Oh, love is handsome. Per la seconda serie Barbara Pozzobon in corsia 1, Unione Sportiva Idros, in 2 la vice campionessa italiana di categoria dei 200 d'orso Margherita Panziera, Veneto Banca Montebelluna. In corsia 3 ha indossato i colori della nazionale italiana in occasione della Coppa Latina 2010, è stata oro con la staffetta 4x200 Carlotta Meoli, SC Nuoto. In corsia 4 Aurora Ponselè, Pesaro Nuoto. In corsia 5 l'atleta specialista del nuoto di fondo ha partecipato al circuito di Coppa LEN, al circuito di Coppa del Mondo e ai campionati del mondo di Shanghai 2011 con la sua nazionale Mika Kozamernik. Ed in sesta corsia Giulia Fissi per l'SC Nuoto a chiudere questa serie 2 seniores. Alice De Longhi ancora avanti quando mancano 2 vasche al termine, aveva mirato in 3:20:04 ai 300, 3:53:74 ai 350 metri. Di Alice Longhi 4:26:43, un tempo che la porta in testa alla classifica provvisoria dei 400 stile libero. Dopo di lei Chiara D'Arnese 4:32:22. Questi ancora i risultati ufficiosi dell'arrivo, la conclusione di questa terza serie seniores, quindi siamo in attesa ancora di 2 responsi cronometrici.